Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento dei venerdì del terzo settore. Aspettiamo ancora qualche minuto che si stanno collegando in diversi. Vi ringrazio per la partecipazione sempre numerosa ai nostri incontri. Quest'oggi avremo il piacere di avere come relatore il professor Bernardo Cortese dell'Università di Padova, che aprirà un po' Buonasera. buonasera professore, che aprirà un po' lo sguardo della nostra iniziativa oltre i confini nazionali per guardare all'Europa e al mondo intero. Il titolo dell'incontro di oggi e della relazione del professor Cortese è volontariato negli enti con statuto internazionali o operanti in ambito internazionale. Vi porto i saluti degli enti promotori della nostra iniziativa, come di consueto la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova, nonché i saluti degli altri membri del comitato scientifico di questa nostra iniziativa. Vi ricordo che durante l'incontro sarà comunque possibile, come è nostra consuetudine, fare delle domande al relatore di oggi utilizzando la chat domande e risposte che trovate disponibile in Zoom, e alla conclusione dell'incontro, durante, adesso vedremo col professore, alcune domande verranno selezionate e poste al nostro relatore. Bene, io non voglio rubare altro tempo, ringrazio tutti per la partecipazione e lascio la parola al professor Cortese. Grazie professore, benvenuto. Grazie, grazie. Ringrazio lei, dottor Perego, ringrazio la Fondazione, ringrazio il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto e i colleghi che siedono nel comitato scientifico che mi hanno fatto l'onore di invitarmi questa sera. Avrebbe dovuto essere qualche tempo fa, ma siamo appunto nel mezzo di questi terribili eventi e quindi oggi mi ritrovate da casa e non dalla sede della fondazione, perché con il peggiorare della situazione ho chiesto questa cura particolare. Allora, il tema che mi è stato affidato è il volontariato nelle organizzazioni o negli enti con statuto internazionale o operanti in ambito internazionale. Allora, anzitutto, penso sia necessario fare delle, distinzioni e quindi anche delle definizioni, perché in questo contesto nebuloso che, siamo abituati a chiamare ambito internazionale, vi sono fenomeni di diverso tipo dal punto di vista giuridico. Allora, io credo che sia importante segnalare, anzitutto che, dobbiamo forse parlare di enti con statuto internazionale, da un lato, dove l'internazionalità significa la presenza all'interno di questi enti, all'interno di un ordinamento che vede prima di tutto gli stati come soggetti, e quindi un ordinamento che crea un diritto inter nationes, internazionale, tra questi enti sovrani, e dall'altro lato un ambito transnazionale, un ambito dove sono attivi molti altri soggetti e anche i privati, e forse moltissimo i privati, e che supera le frontiere, ma non è per forza internazionale nel senso stretto, cioè non è riferibile o non è pienamente, non è sempre riferibile a quell'ordinamento internazionale. Certo non per la soggettività, anche se magari come oggetto di disciplina lo è senz'altro. Quindi, fatta questa prima precisazione, ne discende in realtà anche un'ulteriore precisazione che riguarda la definizione dei soggetti con cui dobbiamo confrontarci. A parte il volontariato, su cui torneremo più avanti, resteremo un po' volutamente da parte mia con uno sguardo soffuso e impreciso, ma a parte il volontariato dobbiamo dirci anzitutto che esistono degli enti internazionali, quelle che io chiamerei organizzazioni internazionali,
e che possiamo chiamare anche organizzazioni internazionali governative, ma è una aggiunta inutile se vogliamo essere precisi. Ecco, queste organizzazioni internazionali che sono spesso attive, sono attrici, attori nel contesto delle diciamo, attività, in particolare della cooperazione allo sviluppo, dove molto si utilizza il volontariato e che sono spesso attivi anche a fianco a soggetti privati che operano su scala transnazionale e che spesso li usano come strumenti della propria azione. Queste organizzazioni internazionali sono enti creati da accordi internazionali. Sono spesso dei soggetti del diritto internazionale a parte intera, dopodiché questa distinzione può essere secondaria per noi. In ogni caso, che siano o non siano dei veri e propri soggetti dotati di una piena indipendenza nella definizione delle loro relazioni nella sfera internazionale, questo è secondario. Ci interessa ai nostri fini soprattutto sottolineare che sono creati con degli accordi che prevedono, non sempre necessariamente all'interno dello strumento principale, ma complessi di accordi che prevedono una disciplina dell'esistenza di questo ente, di questa organizzazione, all'interno di stati. Si parla di accordi di sede, accordi con cui l'ente, l'organizzazione internazionale, disciplina il suo esistere, il suo essere all'interno di un territorio in cui normalmente si esercita la sovranità di uno Stato o di Stati, e possono esserci più accordi di sede in più sedi dello stesso ente internazionale. Pensiamo alle Nazioni Unite, sedi a New York, sedi a Ginevra, sedi a Vienna, altre sedi magari sparse ulteriormente. Dunque, accordi di sede che disciplinano di fondo una situazione di immunità dalla giurisdizione statale, e questo ci interessa molto perché non è solo l'organizzazione in quanto tale che è immune dalla giurisdizione, quindi non può essere soggetta alla giurisdizione, ma anche i suoi organi, anche le persone che popolano quegli organi, che rendono operativa quell'organizzazione. E quindi vi sono, oltre agli accordi di sede, spesso dei separati protocolli su privilegi e immunità che regolano appunto lo status di questi funzionari internazionali. Funzionari internazionali o agenti di organizzazioni internazionali, anche agenti contrattuali, e qui appunto comincia ad essere una serie di situazioni in cui può finirci dentro anche il cooperante che non aveva l'idea inizialmente di diventare a tempo pieno e a tempo indeterminato. Tra l'altro molte di queste organizzazioni non prevedono la figura del funzionario a tempo indeterminato, funzionario di un'organizzazione, ma che per un periodo sta in un rapporto ben preciso, contrattualmente definito, ma riferibile non ad un ordinamento interno, bensì statale, bensì all'ordinamento interno di quella organizzazione, creato appunto da questi accordi che definiscono una ritrazione della sovranità statale o delle sovranità statali, quindi rendono possibile l'espandersi di questi microordinamenti interindividuali, vale a dire ordinamenti in cui si disciplina la situazione dell'individuo o degli individui. E si disciplinano le situazioni appunto anche contrattuali, anche in contesti di rapporto che possiamo tranquillamente definire di volontariato. Pensiamo a situazioni di stage, per quanto con una qualche remunerazione, che sono frequenti in questi contesti di organizzazione internazionale. Allora, di questi ambiti dobbiamo dirci, quando guardiamo ad essi dal punto di vista delle persone che operano con una connessione precisa, formalizzata con queste organizzazioni nel contesto di un'azione spesso appunto di cooperazione internazionale allo sviluppo,
e che siamo abituati a chiamare cooperanti, siamo abituati magari anche a qualificare di volontari, perché la loro posizione non è una posizione stabile, non è una posizione neppure che possa in realtà definirsi come una posizione professionale, ma c'è una qualche forma di remunerazione marginale. Bene, tutte queste situazioni però sono sottratte o tendono ad essere sottratte, poi è una valutazione da fare caso per caso in relazione agli statuti di queste organizzazioni internazionali e alle discipline in esse contenute di questi rapporti, sono sottratte o tendono ad essere sottratte alla giurisdizione statale. Quindi sorge un problema di trattamento nell'ambito di questo rapporto. Il soggetto volontario non può rivolgersi al giudice del lavoro dello Stato in cui si trova. Se lo fa, si troverà di fronte ad una risposta di carenza di giurisdizione per immunità della parte convenuta. Questo è un tema molto spinoso, se vogliamo, per alcuni ambiti. Ci sono degli ambiti di organizzazione internazionale molto sviluppati e all'interno dei quali anche la tutela giurisdizionale delle persone operanti all'interno di questi organi è del tutto soddisfacente. Pensiamo alla situazione dell'Unione Europea, dove i funzionari, ma anche gli agenti contrattuali, ma anche gli stagiaire, hanno accesso ad una giurisdizione internazionale che è il Tribunale dell'Unione Europea e che ha competenza di varia fonte in realtà in queste due situazioni, quella del funzionario, dell'agente contrattuale o quello dello stagiaire, ha competenza a risolvere eventuali controversie tra l'istituzione internazionale e l'individuo. Ci sono però altre situazioni dove il livello di tutela è meno evidentemente soddisfacente e queste situazioni sono varie. Allora, giusto per darvi un'idea, c'è un sistema delle Nazioni Unite che ha un meccanismo nel complesso adeguato che è il Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite, di recente riformato per andare incontro a certe necessità di miglioramento appunto della tutela. Poi c'è però tutta una congerie di piccole organizzazioni che non hanno il loro tribunale e non hanno la loro corte capace e competente a risolvere questo tipo di controversie, appunto anche di tipo lavoristico, di sicurezza sociale, di diritti di questi volontari. E allora qui il tema è dove ottenere quella tutela, non davanti a un giudice nazionale. Spesso vi sono degli accordi specifici di attribuzione di competenza a favore di un tribunale amministrativo generale, che è il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro, è a disposizione delle organizzazioni internazionali che vogliano usufruire di questo strumento e in effetti un centinaio di organizzazioni, o forse anche qualcuno di meno, ma insomma un numero abbastanza rilevante di organizzazioni internazionali hanno scelto questa strada. E poi ce ne sono che invece non hanno previsto uno strumento di tutela e qui possono porsi dei problemi in tema di garanzia dei diritti fondamentali, di garanzia dell'accesso al giudice e con il giudice della tutela delle posizioni individuali relative a questi rapporti. Allora qui, non nello specifico di una situazione di volontariato, volontariato nella cooperazione internazionale, ma è interessante comunque vedere questa controversia. Qui si è arrivati abbastanza di recente davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, per restare nella nostra area, diciamo così, geografica e giuridico internazionale. Si è arrivati davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo per contestare una mancanza di tutela giurisdizionale nell'ambito di un piccolo organismo internazionale che è l'Ufficio europeo dei brevetti, che non prevede meccanismi per chi voglia entrare in quel
in quell'organizzazione. C'è un meccanismo interno per chi è già funzionario, agente di quell'organizzazione, ma chi vuole entrare, a differenza di quello che accade per esempio nell'Unione Europea, non ha un accesso a quel giudice internazionale. E a quel punto una persona che si riteneva leso nel suo diritto, tra l'altro in una situazione molto significativa dal punto di vista dei diritti sociali, perché la contestazione era di discriminazione basata sull'handicap, questa persona non trova un giudice davanti al quale recarsi. Essendo un cittadino tedesco si prova la strada del giudice tedesco, ma si trova chiusa quella porta per la assenza di giurisdizione dovuta all'immunità. Prova a proporre ricorso diretto alla Corte Costituzionale Federale tedesca, nel senso di verificare che quell'assenza di giurisdizione sia violazione dei principi fondamentali della Costituzione tedesca, ma neppure lì trova la strada e si giunge quindi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, davanti alla quale è constatata la non violazione, ma la non violazione condizionata al fatto che dopo il passaggio in Corte Costituzionale Federale tedesca, l'Ufficio Europeo dei Brevetti aveva offerto l'arbitrato a questo soggetto, a questo individuo. Quindi l'importante è che ci sia una strada attraverso la quale giungere davanti ad un giudice. Vedete però che può non essere affatto una strada diretta e questo è particolarmente significativo, può essere particolarmente significativo in situazioni in cui vi siano dei rapporti di collaborazione non necessariamente chiara, non necessariamente trasparente, come può accadere nell'ambito del volontariato internazionale. Allora, chiudiamo questo primo capitoletto e quindi organizzazioni internazionali e ci diciamo che non ci sono solo le organizzazioni internazionali, ma ci sono le organizzazioni non governative, appunto quelle organizzazioni operanti ad un livello transnazionale, pur essendo formate all'interno di ordinamenti giuridici nazionali, quindi enti di natura associativa, fondati su un dato ordinamento giuridico, magari costituitisi in una rete di varie entità in diversi ordinamenti che si coordinano con un'entità centrale di federazione o di evidenza pubblica unitaria. Ehm, Questi sono le ONG o NGOs. Siamo abituati ad avere a che fare con questi organismi molto in questo ambito, non solo in questo ambito. Prima però di buttar l'occhio su questi, va detto che esiste anche un fenomeno intermedio, in particolare il Comité International de la Croix-Rouge, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, che è al tempo stesso, e ovviamente è particolarmente importante nel settore di cui ci dobbiamo occupare noi, e che però è al tempo stesso un'associazione di diritto svizzero, un'associazione costituita ai sensi del codice civile svizzero, ma è anche un soggetto cui tradizionalmente si riconosce, o molti stati riconoscono, la soggettività internazionale. Quindi è al tempo stesso un'associazione costituita in ambito interno, ma si vede, nell'ambito di un diritto interno, ma si vede riconoscere anche l'immunità dalla giurisdizione in molti stati, sicuramente con esplicito accordo nell'ordinamento svizzero, che è quello all'interno del quale è costituito come associazione. Esistono degli accordi tra il Consiglio federale della Federazione Elvetica, cioè il governo svizzero, insomma, quindi lo Stato attraverso il suo governo, e il Comité Internazionale della Croix-Rouge, con cui si riconosce l'immunità dalla giurisdizione. Attenzione però che per questo organismo, per questa entità ibrida, l'immunità dalla giurisdizione non è riconosciuta per i rapporti di lavoro. Quindi qui siamo in un contesto in cui l'ente che nasce con uno stretto ancoraggio al diritto internazionale, perché nasce con
il nascere del moderno diritto umanitario, il diritto dei conflitti armati, e quindi ha una dimensione internazionale funzionale molto evidente, si vede riconoscere una, se vogliamo, soggettività funzionale. Nella gestione di quella sua funzione gli si riconosce la soggettività, e quindi, però limitata, e quindi anche una immunità dalla giurisdizione, però limitata a quest'ambito. Mentre per la gestione dei suoi rapporti privatistici interni non arriva a quel livello di, come dire, non si arriva a quel livello di ritrazione della sovranità statale che normalmente consente per le vere e proprie organizzazioni internazionali di parlare di un ordinamento interno dell'organizzazione. Qui il rapporto tra le persone che lavorano per il comité e il comité è regolato dal diritto svizzero di solito, ed è comunque soggetto ad una giurisdizione statale, di solito la giurisdizione svizzera. Ma anche qui i rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro, i rapporti, la definizione delle funzioni svolte dall'individuo, le condizioni a cui questa persona presta il suo servizio, evidentemente i diritti sociali collegati a queste funzioni, allo svolgimento di queste funzioni, ma poi ci sono tutta una serie di altre cose che sfuggono a questo ancoraggio forte con il diritto svizzero. E quindi, per esempio, ecco, vi riporto un caso che mi è stato sottoposto. Beh, può succedere che Tizio, appunto, che lavora in questo tipo di rapporto con il Comité International de la Croix-Rouge, e che lavora in un stato medio orientale, in un terreno di crisi dove è presente la Croce Rossa, bene, ad un certo punto abbia un problema familiare. Allora questo, insomma, una controversia di divorzio. Questo problema familiare come va gestito? Va gestito sulla base del diritto svizzero, o va gestito, visto che tutta la, come dire, serie di situazioni economiche e relative al rapporto di lavoro e relative alla sicurezza sociale di questa persona sono legate a quella, sono inserite in quell'ordinamento, o va gestito diversamente? La risposta è: va gestito diversamente, perché anche se ovviamente il presupposto poi delle recriminazioni relative ai rapporti economici tra coniugi o tra ex coniugi sta nel rapporto di lavoro, sta nelle pretese di questo soggetto nei confronti del Comité Internazionale della Croix-Rouge, non ha nulla a che vedere da un punto di vista giuridico. Quindi ci sono poi tutta una serie di rapporti che possono presupporre quella situazione, ma che seguono la loro strada in diritto. E qui entriamo in terreni di diritto internazionale privato piuttosto, diciamo così, complessi. Ed è in questo ambito che dobbiamo fermarci, tornando però un passo indietro. Allora, vi dicevo, organizzazioni internazionali, soggetto un po' ibrido, Comité International della Croix-Rouge, e poi le organizzazioni non governative. Questi, come ci dicevamo, sono degli enti di diritto privato interno, anche se operano a livello transnazionale, non sono enti internazionali, non arrivano a quel livello di, come dire, riconoscimento di indipendenza o di autonomia, quantomeno da parte degli enti internazionali, cioè degli stati, enti internazionali primari, cioè degli stati, da vedersi riconoscere un regime particolare. E dunque devono essere, le loro azioni, i loro rapporti giuridici devono essere ricondotti a degli ordinamenti statali, e in particolare i rapporti giuridici tra queste organizzazioni e i cooperanti, i volontari attivi all'interno della loro complessiva sfera d'azione. E qui il tema è strettamente di diritto internazionale privato, e per quanto ci riguarda di diritto internazionale privato europeo, nel senso che qui dobbiamo capire anzitutto che tipo di rapporto abbiamo di fronte, come qualificare quel tipo di rapporto nell'ottica degli strumenti che nell'ambito europeo, che non è strettamente l'Unione Europea, ma è un ambito più ampio, che tende a ricomprendere l'intera Europa occidentale, centro-occidentale, insomma, compresi i paesi terzi come la Svizzera. Ecco, questo contesto di disciplina internazionale privatistica
vede due strumenti, o meglio, due famiglie di strumenti, che poi trovano una disciplina specifica all'interno di atti normativi diversi, ma due ambiti che sono la disciplina della giurisdizione e la disciplina della legge applicabile. Sono due ambiti che vanno visti insieme per capire dove si va a parare quando ci sia un problema e si voglia ottenere tutela nell'ambito di rapporti che attengono a questo contesto di volontariato in contesti transnazionali, in contesti di organizzazioni non governative attive su scala transnazionale. Perché anzitutto bisogna stabilire davanti a quale giudice si possa andare. Qui non c'è più un tema di immunità. Non c'è che Amnesty International dica no, sono un'organizzazione internazionale quindi non mi potete giudicare. No, questo lo può dire la Commissione europea, questo lo può dire l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Commissione nell'ambito dell'Unione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi l'UNHCR nell'ambito di quell'organizzazione, ma non lo può certo dire Amnesty, non lo può certo dire, faccio un'ipotesi, Greenpeace o quale altra organizzazione che pure noi collochiamo in una sfera sopra le nazioni, e non voglio dire sovranazionale perché in senso tecnico è una cosa completamente diversa. Sopra le nazioni, cioè trans in realtà nazionale, che attraversa diversi confini, ma ha necessità poi di ricadere all'interno di uno o più ordinamenti giuridici. E quindi qui dovremo capire quella persona, anzitutto il contesto territoriale in cui è chiamato ad operare, il contesto di lavoro. Esiste un contesto di lavoro di riferimento? Beh, se esiste quel contesto di lavoro di riferimento, abbiamo un punto di partenza molto significativo per il dato della giurisdizione, ma anche per il dato che segue una logica parallela del diritto applicabile a quel rapporto. Se non esiste un luogo di svolgimento abituale dell'attività lavorativa, cosa che può succedere in questi ambiti, perché è vero, Amnesty non è un'organizzazione internazionale, ma è altrettanto vero che opera a livello transnazionale e persone che lavorano, faccio questa ipotesi assolutamente per semplicità, che lavorano per quell'organizzazione potrebbero trovarsi ad operare in una molteplicità di stati senza la possibilità di definire uno stato in cui quella persona svolga abitualmente il proprio lavoro. Ecco, queste due situazioni sono, quindi è possibile o invece non è possibile individuare un luogo di svolgimento abituale, inteso come stato quantomeno, di svolgimento abituale dell'attività lavorativa, sono decisive per capire se c'è un ancoraggio forte oppure no ad un dato ordinamento statale. Allora, nel primo caso c'è, nel primo caso io cooperante, io volontario, so che potrò sempre, questo è evidente, citare l'organizzazione nell'ambito della quale lavoro davanti alla propria sede statutaria principale. In realtà, ecco, si può utilizzare una serie di nozioni che sono riconducibili alla idea di domicilio del convenuto nel contesto della disciplina di riferimento in materia, che è attualmente il regolamento 1215 del 2012, il cosiddetto regolamento Bruxelles 1 bis, ma che nasce dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, che trova su scala diciamo, di espansione di questo regime ad alcuni paesi terzi, un riflesso nella Convenzione di Lugano, ora del 2007, inizialmente del 1988. Quindi vari strumenti che però dicono sostanzialmente la stessa cosa, si applicano in contesti parzialmente diversi dal punto di vista dell'ambito territoriale di applicazione, ma creano un regime sostanzialmente unitario. In questo regime io so che posso sempre andare davanti al domicilio del convenuto,
ma questo domicilio, nel caso di una associazione, se personificata, potrà prendere almeno 3 strade: quello della sede statutaria, quello di una eventualmente diversa amministrazione centrale e quello di un eventualmente diverso centro di attività principale. Se poi questa associazione non ha la propria sede non ha il proprio domicilio in questi sensi, 3 sensi, all'interno di uno degli stati dell'Europa continentale in cui si applica questo regime, quindi gli stati dell'Unione più la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda essenzialmente, e Liechtenstein, insomma tutto il continente fino ai margini orientali dell'Unione. Bene, se non ha la sede qui, però ha una sede secondaria nell'Unione, allora viene equiparata ad un soggetto che ha la sede nell'Unione. Quindi c'è una protezione, diciamo, unionale o continentale del soggetto che intenda citare la propria controparte nell'Unione, quando la sua controparte con forma associativa abbia almeno una sede secondaria presente nell'Unione. È importante però sottolineare che c'è un'ampia possibilità che questa sede non sia in Italia, anche se io lavoro magari a partire dall'Italia, se però sono stato assunto da un'organizzazione non governativa operante su sede transnazionale che non ha una sede in Italia, beh, qui non posso andare in prima battuta. A meno che non definisca, ed era quello l'altro elemento che dicevo già, non definisca che è in Italia la sede di svolgimento, il luogo di svolgimento abituale del mio lavoro, allora ho comunque a disposizione un foro in Italia, un foro in uno stato diverso da quello del domicilio del convenuto, che può essere anche appunto nel nostro caso una presenza in Italia tramite un'attività di una persona che è legata ad una ONG straniera e a questo punto però ha un ancoraggio alla giurisdizione italiana. Questo ancoraggio, vi dicevo, legato alla possibilità di definire il luogo abituale di svolgimento dell'attività lavorativa, è rilevante anche per la legge applicabile, perché in quest'ambito, nell'ambito del lavoro, che capiremo dopo che è l'etichetta giusta anche per tutti i rapporti che noi chiamiamo volontariato, escluso un volontariato puro, cioè un volontariato in cui non circola una lira o un euro, un centesimo, e si fa realmente gratis et amore Dei un'attività a beneficio del prossimo, esclusa questa situazione di volontariato puro, tutto il resto sta dentro a questa logica dei rapporti di lavoro nelle discipline internazionali privatistiche dell'Unione e di più ampia applicazione europea continentale. Bene, in questo ambito anche la legge applicabile trova un ancoraggio forte in uno Stato, in un ordinamento, in un diritto, in cui nell'ambito territoriale del quale si svolga abitualmente la prestazione lavorativa. Perché allora, qui siamo nell'ambito del regolamento cosiddetto Roma 1, quindi la prosecuzione in ambito comunitario della Convenzione di Roma del 1980, che è attualmente il regolamento 593 del 2008, in quest'ambito è possibile la scelta di legge, come è normale che sia nel regime internazionale privatistico dei contratti, delle obbligazioni contrattuali. È possibile, ma trova una limitazione per questo tipo di rapporti, rapporti di lavoro, così come per altri tipi di rapporti in cui si possa individuare una parte debole, nella impossibilità di derogare alle regole protettive del luogo, appunto, ma inteso come ambito statuale, non singolo luogo città di, in cui si svolge abitualmente l'attività lavorativa. Abitualmente non significa sempre ed esclusivamente, ma in maniera preponderante l'attività lavorativa. Allora, di nuovo, ci potrà essere un'assunzione da parte, un rapporto di volontariato remunerato da parte
di un'organizzazione non governativa che non sottopone quel rapporto al diritto italiano, ma se in Italia si svolge la parte principale di quell'attività, quindi il luogo abituale di lavoro è l'Italia, non si potrà derogare alle norme protettive italiane in questa materia. Ci sono situazioni, ce lo siamo già detti, ci sono nei rapporti di lavoro per le organizzazioni a scopo di lucro, ma ci sono anche nei rapporti di volontariato barra lavoro per le organizzazioni invece prive di scopo di lucro e dedite alla cooperazione o ad altro tipo di obiettivo di interesse generale. Bene, ci sono delle situazioni in cui la persona, chiamiamolo volontario, non opera in maniera preponderante in uno Stato. Allora, dove si definisce un ancoraggio normativo per un'eventuale protezione prevalente rispetto alla scelta del diritto contenuto nel contratto, si definisce nella sede di assunzione. Sede di assunzione che però è un criterio, si è osservato ormai da decenni, ma nulla è cambiato a questo proposito, è un criterio che consente una, non dico aggiramento, perché non di questo si tratta, ma una consapevole collocazione del rapporto, non un aggiramento delle garanzie, ma una consapevole collocazione del rapporto in un ordinamento scelto dalla parte forte. La sede di assunzione non la scelgo io cooperante, la sceglie l'ONG e la può scegliere così come fanno le organizzazioni economiche transnazionali, le multinazionali, così come fanno queste, la può scegliere anche sulla base di una valutazione dell'adeguatezza del quadro normativo, anche per quanto riguarda l'assenza di eccessivi obblighi di tutela. Inutile nasconderci che ci può essere anche questa considerazione. Bene, quindi questo è il quadro del diritto internazionale privato in materia, ma a questo punto dobbiamo fermarci un attimo e dirci: ma come mai il professor Cortese, parlando di volontariato, ci parla di rapporti di lavoro? Forse è dell'altro, se guardiamo per esempio la legge italiana sul volontariato internazionale, dice proprio che non è rapporto di lavoro, allora si è sbagliato. No, non si è sbagliato, non mi sono sbagliato, no, non faccio come Cesare che si dà della terza persona, ma riferisco le vostre osservazioni, no? Non mi sono sbagliato, nel senso che qui c'è una nozione autonoma. Cosa significa nozione autonoma? Una nozione che va definita, va riempita di significato non all'interno di diversi ordinamenti nazionali in cui quest'atto qui sovranazionale, ma potrebbe anche essere internazionale in senso più ampio, trova applicazione, ma deve essere necessariamente unitaria. La nozione di lavoro nell'ambito del regime cosiddetto di Bruxelles-Lugano, quindi Convenzione di Bruxelles 68, Convenzione di Lugano del 88-2007 e ora la Convenzione di Bruxelles sostituita quasi per intero dal regolamento Bruxelles 1 bis. Questi atti normativi, così come la Convenzione di Roma del 1980 e il regolamento Roma 1 per quanto riguarda la legge applicabile, devono trovare un'applicazione uniforme. L'applicazione uniforme presuppone l'interpretazione appunto autonoma dei loro concetti. E allora qui la nozione di lavoro non è quella del legislatore italiano, non è quella del legislatore francese. Allora può tranquillamente il legislatore italiano, il legislatore francese dire nelle rispettive leggi sulla cooperazione internazionale che il rapporto di volontariato non è rapporto di lavoro. Vale ai fini di quell'affermazione, ai fini in cui è costruita quell'affermazione. Se andiamo a vedere, lo vedremo magari più avanti se non mi mangio tutto il tempo prima, quell'affermazione ha uno specifico fine di garanzia del volontario che voglia continuare a godere di certi vantaggi sociali che sono, il cui godimento è subordinato all'assenza di un rapporto di lavoro. Allora, a quei fini il legislatore italiano può dire questo non è un rapporto di lavoro, ma non può dirlo per esentare
questa situazione dall'applicazione dell'articolo 21 del regolamento 1215 del 2012 o dell'articolo 6 del regolamento Roma 1. Dunque, qui dobbiamo comprendere qual è la nozione autonoma. Allora, la nozione autonoma rilevante in questo ambito ha ripetuto con chiarezza la Corte di Giustizia in una sentenza del 2015, la causa è Holterman, il numero di causa è C47/14 per gli studiosi o per diciamo così, gli avvocati interessati ad un approfondimento. Lo ribadito la Corte in questa causa, e questa nozione è una nozione che riprende la giurisprudenza della Corte sviluppata in relazione a quello che è attualmente l'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, cioè la libera circolazione dei lavoratori. La disciplina rilevante nell'ambito di questi strumenti europei di diritto internazionale privato si costruisce in riferimento ad una nozione di lavoro che è la stessa per larga parte, che è la stessa che la Corte ha sviluppato in relazione alla definizione dell'ambito di applicazione della libertà di circolazione dei lavoratori secondo il Trattato di Roma, poi ora il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Non è una novità del 2015, attenzione, c'è una sentenza ancora del 1985 sulla Convenzione di Bruxelles, la sentenza Shenavai 266/85 è il numero di causa di quella sentenza in cui la Corte iniziava questo cammino, ma con la sentenza del 2015 lo dice con grande chiarezza, non solo che è autonoma la nozione, come già si diceva in Shenavai, ma che va ricostruita in coerenza con quella della giurisprudenza relativa all'attuale articolo 45 del Trattato sul funzionamento. E allora questo ci dice che non ci interessa la qualificazione giuridica di diritto interno, non ci interessa il grado di completezza per quanto riguarda, diciamo così, i bisogni della vita del lavoratore di quel rapporto. Può essere un rapporto marginale che contribuisce marginalmente al sostentamento di quel lavoratore. Non ci interessa neppure da dove vengono le risorse e neppure se quel rapporto ha uno scopo che è quello di chiaramente operare all'interno del mercato del lavoro o è invece uno scopo, un modo di funzionamento diverso da quello del mercato del lavoro normale, quindi per esempio se si tratta di un rapporto in qualche misura benevolo di rieducazione di qualcuno che è coinvolto in lavori socialmente utili, scusate, e la cui remunerazione viene finanziata da un fondo pubblico. Non ci interessa neppure che sia uno stage formativo, non ci interessa che sia un lavoro a chiamata che potrebbe magari per mesi interi non prevedere nessuna, in concreto, chiamata, nessuna attività, nessuna remunerazione, eppure tutto questo è irrilevante nel momento in cui ci siano delle prestazioni che consistono in attività reali ed effettive, dice la giurisprudenza della Corte, prestazioni svolte da una persona a favore e sotto la direzione di altri in contropartita di una remunerazione, facendo attenzione appunto che quella remunerazione può essere del tutto insufficiente, ci dicevamo, può essere neppure pagata realmente dal soggetto che dirige, e quindi una sentenza storica, la sentenza Bettrai, la causa è la 344 del 1987 della Corte di Giustizia, il lavoro socialmente utile di un soggetto tossicodipendente remunerato su fondi comunali da una cooperativa, quello è lavoro, anche se appunto l'obiettivo è un altro, non siamo nel mercato del lavoro, siamo nella rieducazione, ma ci sono questi elementi di attività reali ed effettive
sotto la direzione di altri e a favore di altri, anche a favore di altri, anche se non solo a favore di altri, e c'è una remunerazione. Questa remunerazione può essere marginale. Allora abbiamo la sentenza Lori Bloom del 1986, la causa è la 66 dell'85, dove c'è un insegnante in stage che per un periodo limitato e di fronte ad un impegno limitato e ad una remunerazione limitata, però svolge un'attività che è sotto la direzione di qualcun altro e che le viene remunerata e che non è solo formazione, ma va a beneficio anche di chi organizza lo stage, perché l'insegnante in stage partecipa all'attività dell'organizzazione scolastica. E così le altre sentenze a cui facevo riferimento per il caso del lavoro a chiamata è la sentenza Rowling del 1992, oppure, se vogliamo, un'altra situazione di lavoro marginale che non potrebbe non apparire tale, ma che è lavoro ai sensi del trattato e che quindi è lavoro anche ai sensi del diritto internazionale privato dell'Unione nella causa Agegate che è del 1989, in cui abbiamo una remunerazione legata di chi partecipa all'attività di un battello da pesca legata alla quantità del pescato e quindi poi si dividerà il pescato. Questa è remunerazione nel momento in cui c'è l'attività reale ed effettiva, c'è la direzione altrui. Ecco, a questo punto siamo nel lavoro. Vedete che sono tutte situazioni che non necessariamente in un determinato diritto interno ricondurremmo ad un rapporto di lavoro, però per il diritto dell'Unione Europea rientrano nell'etichetta del lavoro sia ai fini della circolazione dei lavoratori, sia ai fini del diritto internazionale privato dell'Unione. E tutto questo quindi ci aiuta a comprendere che questo tipo di rapporti di volontariato, ma con un'attività remunerata, ma con una direzione altrui e comunque con un beneficio che è almeno parzialmente rivolto anche all'organizzazione che si serve del volontario, ovviamente non solo a beneficio dell'organizzazione, ma certo anche a beneficio di quell'organizzazione, tutto questo finisce per rientrare nell'etichetta del lavoro e quindi si applicano quelle regole che ci dicevamo prima per capire se, dove e con quali contenuti si possa chiedere una tutela in caso di un rapporto che non si ritiene soddisfacente, che si ritiene abbia violato dei diritti. Ehm, Apro una parentesi su questo passaggio, il passaggio diciamo così divagatorio sulla ma non lo è, sulla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 45 TFUE, perché questo non ci serve soltanto per dire chi è lavoratore, per capire quali siano le tutele nei rapporti privati, tra quel volontario barra lavoratore e l'organizzazione non governativa, ma ci serve anche per capire che quel soggetto è lavoratore nell'ambito del trattato e allora gode della libertà di circolazione dei lavoratori. Questo è importante, può essere importante nell'ambito europeo perché significa che queste persone possono invocare l'articolo 45, possono invocare il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, possono invocare questo divieto esteso alle non solo condizioni di lavoro, accesso al mercato del lavoro in senso ampio, come abbiamo visto, e condizioni di lavoro, ma anche agli altri vantaggi sociali e fiscali. Quindi possono, a certe condizioni, richiedere integrazioni reddituali previste dal welfare state dello Stato in cui si trovano, europeo si intende, in cui si trovano a svolgere quella loro attività di volontariato se quell'attività raggiunge quei livelli, abbiamo visto, minimali di strutturazione all'interno di un'idea di subordinazione che è molto poco, come dire, stringente,
che dà luogo alla qualificazione di lavoro nell'ambito dell'articolo 45 del trattato. Quindi questo passaggio non ci serve solo a fini strumentali per dire e allora anche nell'ambito del diritto internazionale privato si applicheranno gli articoli protettivi cui facevo riferimento prima, ma ci serve anche proprio nello specifico della libertà di circolazione e del principio di non discriminazione ad essa legato alla qualità o qualifica di lavoratore. Voi direte: ma cosa serve la qualifica di lavoratore? Ormai siamo tutti cittadini dell'Unione. Attenzione, è vero fino ad un certo punto, perché le condizioni di godimento della equiparazione ai nazionali sono diverse e l'estensione di quell'equiparazione è diversa a seconda che si invochi la semplice, tra virgolette, qualifica di cittadini o invece la situazione qualificata di lavoratori nell'ambito del trattato, perché a questo punto non si dovrà in particolare dimostrare di avere a disposizione le risorse necessarie per mantenersi. Allora ritorna tutto in circolo quello che dicevamo: lo stage non mi dà da vivere, il lavoro a chiamata non mi dà da vivere, il lavoro utile non mi dà da vivere, non importa, è lavoro ai fini del trattato. Se in quello Stato c'è un regime di protezione sociale, di welfare ambizioso, io potrò a certe condizioni, ma in linea di massima potrò usufruirne, mentre non potrei se fossi semplicemente cittadino italiano che si trova in un altro Stato e dice: "Beh, ma qui c'è il reddito minimo, datemelo anche a me". No, tu devi avere le tue risorse se sei solo cittadino. Se sei lavoratore, invece sei equiparato ai cittadini di quello Stato, anche in relazione ai vantaggi sociali e fiscali diversi da quelli dell'ambito strettamente lavorativo. Quindi vedete che in contesto in cui magari il rapporto di volontariato è sì remunerato, ma non necessariamente in maniera del tutto soddisfacente, questo è un dato interessante di cui tener conto. Ehm, Torniamo al volontariato e al contesto delle organizzazioni non governative, diciamo transnazionali. Ehm, Potrebbe essere interessante esplorare in una situazione in cui il soggetto sia stato il volontario, sia stato tra virgolette "assunto", messo a contratto, il rapporto si sia costruito formalmente in relazione ad una determinata entità di una rete di ONG, quindi il fenomeno in cui abbiamo una organizzazione che ha un'etichetta transnazionale, ma che in realtà opera con diverse associazioni nazionali che hanno nomi parzialmente sovrapponibili e più un'etichetta geografica, quindi sono delle diverse associazioni dei diversi soggetti giuridici. Potrebbe essere interessante esplorare l'ipotesi di un coinvolgimento di una "casa madre", tra virgolette, in un'eventuale controversia. Come vi dicevo, potrebbe succedere che anche queste organizzazioni, come spesso fanno le imprese multinazionali, scelgano volontariamente, consapevolmente di assumere un soggetto destinato ad operare come non clerico, ma volontario vagante, in una sede che non comporta particolari impegni normativi. Allora, in questo caso io posso cercare di tutelarmi, io volontario vagante, e cercare di andare a finire, diciamo così, davanti alla, organizzazione madre? È difficile. È difficile perché, qui siamo in un ambito contrattuale. In un ambito contrattuale, la nozione di nuovo, di contratto rilevante, in questo contesto che è sempre, torno a dirlo, quello dei regolamenti Bruxelles 1 bis e Roma 1, è una nozione di, anch'essa autonoma, riferibile ad un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra.
Questa precisazione la ricavo da una sentenza abbastanza recente, la causa è ÖFAB, la C-147 del 2012, che non riguarda il volontariato, riguarda una situazione completamente diversa, ma che espone un problema di questo tipo, quindi la possibilità, i limiti della possibilità di invocare la responsabilità di un soggetto controllante su un soggetto controllato che abbia concluso un contratto con una controparte che non sia soddisfatta della capacità patrimoniale della sua controparte, e quindi cerchi di far valere anche una responsabilità di un soggetto controllante. Ecco, questo è difficile in questo contesto perché bisogna dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra, nel nostro caso, tornando ai nostri obiettivi, il volontario cooperante e la casa madre, la ONG internazionale di riferimento che non mi ha assunto. E dovrò quindi dimostrare che invece in concreto, sulla base di fatti o di presunzioni, ma che in concreto si possa dire che è sorto un rapporto diretto tra me e quella casa madre e che quindi è fittizio o in parte fittizio il rapporto tra me e l'entità che mi ha almeno in forma, formalmente assunto o messo a contratto. Bene, visto anche questo punto, direi che possiamo avvicinarci alle regole interne sulla cooperazione internazionale, ma vorrei farlo nell'ottica del discorso che sto cercando di sviluppare con voi, cioè non tanto quello di vedere con voi cosa dice la legge 125 del 2014 sul volontariato internazionale, o la legge francese o altre leggi che esistono in questa materia, quanto nel senso di cogliere come queste discipline normative nazionali possano giocare in relazione al quadro che ho cercato di esporre fino adesso. Mi chiedo se però prima di passare ad un argomento ulteriore ci siano magari delle domande, delle richieste di chiarimento di quello che vi ho raccontato, che non è necessariamente materia di tutti i giorni e quindi potrebbe anche non essere passato indenne tra gli ascoltatori. Sì, ecco professore, ne approfitto io per leggere una domanda giunta dal nostro pubblico che riguarda un aspetto, diciamo, complementare rispetto a quello a cui lei faceva riferimento, riguardo la tutela dei lavoratori, che è quello che riguarda l'aspetto assicurativo, nel senso che con la recente riforma del terzo settore è stato esteso, previsto in Italia un obbligo generalizzato di garantire un'assicurazione a tutti i volontari. Prima era previsto da alcune normative di settore, diciamo, ora è generalizzato a tutti i volontari, responsabilità appunto per infortuni, malattie, responsabilità civile, eccetera. E ci chiedevano come questo obbligo opera rispetto a quegli enti, a quei volontari che pure operano in Italia, ma sono appunto volontari di associazioni che hanno sede in altri paesi. Sì, siamo sempre lì, cioè bisogna definire l'ambito di applicazione di queste normative. Allora, la regola, diciamo, nell'ambito contrattuale è la scelta del diritto applicabile. Quindi se l'organizzazione è un'organizzazione che opera da altro Stato, tenderà evidentemente a sottoporre il rapporto con un volontario alla propria disciplina, cioè alla disciplina che meglio conosce. Qui si tratta di capire se questo obbligo assicurativo può essere
qualificato come una normativa, diciamo, internazionalmente imperativa, una normativa di applicazione necessaria in quest'ambito. È verosimile che possa leggersi in questi termini, e però, ecco, come dire, garantirne il funzionamento nel momento in cui non sia stata rispettata. Allora lì, evidentemente ci potranno essere delle valutazioni delle autorità amministrative italiane, con le quali questa associazione entra in contatto, che spingono per, o in caso di non esecuzione, di non, diciamo, rispetto di queste indicazioni, potranno prendere delle misure. Ma laddove non sia stata rispettata, ecco, poi nel momento concretamente operativo siamo in una situazione in cui non c'è, a mio modo di vedere, un'uscita facile e vantaggiosa. Il rapporto verosimilmente deve intendersi come il rapporto assicurativo deve verosimilmente intendersi come imposto a chiunque operi, ma ecco, si tratta poi di verificarne l'effettività. Mentre nel contesto di un rapporto contrattuale di lavoro è possibile la correzione, evidentemente qui siamo in un ambito diverso, dove se non ci sono degli strumenti ben oliati di induzione all'applicazione di queste norme, poi la tutela rischia di rimanere esclusa. Bene, grazie mille professore, grazie. Ah, grazie a voi e a chi fa le domande che dimostrano appunto interesse. Dicevo, a questo punto mi sembra interessante passare a un collegamento tra le discipline nazionali e questo quadro internazional privatistico ed europeo in senso più ampio che vi ho illustrato. Ehm, allora, vi ho già detto dell'irrilevanza della qualificazione giuridica interna ai fini della qualificazione internazionale privatistica o della stessa qualificazione nell'ambito del trattato e della disciplina della libertà di circolazione dei lavoratori, irrilevanza della qualificazione giuridica interna di queste attività. Quindi non ci interessa, per esempio, che l'articolo 28,2 della legge 125 del 2014, come già vi accennavo, escluda la qualificazione del rapporto di volontariato nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo come rapporto di lavoro. Lo può fare, ma solo ai fini di preservare una situazione di vantaggio sociale del volontario. Non può farlo ai fini di escludere, è irrilevante quella qualificazione, perché non esclude la qualificazione internazionale privatistica di quel rapporto come un rapporto di lavoro. Allora, quel tipo di rapporto, così come il rapporto di servizio civile universale, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 40 del 2017, sono rapporti che hanno una qualificazione dal punto di vista europeo come rapporti di lavoro. La seconda fattispecie ci interessa fino ad un certo punto, perché lì il rapporto è con l'ente pubblico, quindi non c'è questo problema di carenza di tutele, la tutela è quella prevista e da lì non si scappa. Ci interessa invece rigirare la normativa del volontariato nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo, o se vogliamo anche la stessa normativa sul servizio civile universale, in quelle situazioni in cui, come dicevamo, ci possa essere un aggiramento o comunque una sottoposizione del rapporto di volontariato
ad un diritto diverso da quello italiano, un aggiramento di queste tutele, aggiramento se appunto l'attività di volontariato si svolge in Italia. E abbiamo detto non esclusivamente in Italia, ma almeno in maniera abituale in Italia. A questo punto quelli diventano degli elementi che riempiono le previsioni, in particolare del regolamento 593 del 2008, del regolamento Roma 1, di garanzia in ogni caso delle tutele previste per il rapporto di lavoro in quel determinato ordinamento, nell'ordinamento dello Stato in cui si svolge abitualmente la relazione di lavoro. Qui dobbiamo fare attenzione, non dobbiamo mescolare troppo le cose, i concetti. Ci siamo detti che la nozione interna è irrilevante, cioè il fatto che si dica questo è un rapporto di volontariato e non è rapporto di lavoro, è irrilevante ai fini dell'interpretazione della nozione comunitaria, autonoma, unionale, se si vuole, di lavoro nell'ambito qui del regolamento Roma 1. Ma questo non significa dire che le tutele garantite nell'ordinamento interno dello Stato in cui si svolge abitualmente quella prestazione siano quelle generali previste per i rapporti di lavoro. Saranno quelle previste per quel tipo di rapporto che per il regolamento è lavoro, che per la legge italiana è, con un'etichetta diversa, volontariato e che ha delle tutele, ma sono quelle previste dalla legge sul volontariato, cioè non dobbiamo alla fine di questo discorso pensare che il rimescolamento delle carte dato dalla nozione autonoma di rapporto di lavoro porti ad estendere condizioni normative, contrattuali, di contrattazione collettiva dei rapporti di lavoro ai rapporti di volontariato. Questi rimangono sottoposti alla disciplina italiana del volontariato, ma quella disciplina italiana, nella misura in cui garantisce un minimo di tutele, non può essere aggirata tramite la sottoposizione ad una normativa diversa da quella italiana, ove l'attività di volontariato si svolge in Italia. Considerazioni analoghe possono essere svolte, per esempio, appunto, per le leggi, perché sono almeno due francesi, sul volontariat civil international o sul volontariat de solidarité internationale, quindi la legge del 2010 e la legge del 2005, che prevedono, come in realtà prevede anche la nostra legge del 2014, attività di volontariato internazionale sia gestite direttamente dallo Stato, da enti pubblici di varia collocazione, ma anche sia attività di cooperazione gestita in coordinazione con la programmazione statale, ma da soggetti privati, da imprese, da università e centri di ricerca, da associazioni riconosciute, quindi da organizzazioni non governative. Il quadro è abbastanza vicino a quello italiano e anche qui quindi laddove io sia assunto da una assunto tra virgolette, mi trovi a svolgere un'attività di volontariato in un rapporto con un'organizzazione che ha sede in Italia e che magari applica la normativa italiana, ma poi la mia attività si svolge in un altro Stato, beh, se in quello Stato c'è una garanzia superiore e la mia attività si svolge abitualmente in quello Stato, io non sono vincolato a solamente ricevere la tutela prevista dalla legge italiana, ma posso pretendere la tutela eventualmente superiore prevista dalla legge straniera, se appunto è dato il presupposto per cui, nonostante l'associazione sia italiana, io sia magari un cittadino italiano o comunque una persona residente in Italia, poi la mia attività si svolge in uno Stato in cui le tutele sono maggiori. Attenzione che questo, almeno teoricamente,
ma forse in alcuni casi non solo teoricamente, non coinvolge solo Stati europei, perché le regole del regolamento, le norme del regolamento Roma 1 sono norme di portata, si dice, universale, cioè determinano l'applicazione di diritti definiti sulla base di criteri di collegamento che possono essere e spesso saranno diritti di Stati membri dell'Unione o di Stati europei, ma possono anche non esserlo e potrebbero tranquillamente dar luogo ad una situazione di questo tipo. Quindi assunto, tra virgolette, volontario in rapporto contrattuale con un'associazione di diritto italiano. Io, persona residente in Italia o magari anche cittadino italiano, ma poi svolgo questa attività in uno stato terzo dove le garanzie sono diverse e maggiori, posso invocare quelle garanzie diverse e maggiori. Tutto questo però presuppone una situazione di un volontariato remunerato, un volontariato che si articola nello svolgimento di attività, prestazioni, che sono organizzate dalla organizzazione appunto in cui mi trovo inserito e che da quell'organizzazione, con fondi che possono venire anche da un fondo pubblico, non ha nessuna importanza, sono però remunerati. A questo punto rientriamo in questo quadro. Usciamo da questo quadro nel caso della gratuità totale. E allora usciamo da questo quadro, mi sembra di poter dire, nel quadro, scusate, continuo a usare lo stesso, la stessa figura, nel contesto del servizio europeo, nel contesto dei corpi volontari europei. Allora lì questa situazione, che è una situazione in realtà di una ehm, disunità significativa, nel senso che si tratta di iniziative private che vengono coordinate a livello europeo tramite una gestione, se vogliamo, di domanda e offerta, un accentramento, una visibilità unitaria di domanda e offerta, che non hanno un regime unitario a livello europeo, dove l'intervento cioè della Commissione è un intervento, se vogliamo, di broker di volontariato, però hanno come condizione unitaria quella della gratuità. Allora, i corpi europei, adesso a quest'ora della sera la denominazione esatta mi è sfuggita e quindi me la vado a ricercare, ma insomma penso che chi ascolta abbia l'idea di quello di cui sto parlando. Questi corpi europei sono in realtà appunto il Corpo Europeo di Solidarietà, questo è il nome dell'azione, e sono in realtà una serie di iniziative locali diffuse che vengono rese visibili unitariamente, che non rientrano in una disciplina comune se non per l'aspetto che lo fa uscire dai discorsi che abbiamo fatto finora, della gratuità. Si prevede esplicitamente che questo tipo di volontariato debba essere gratuito, possa esserci al massimo un rimborso di spese di viaggio. Punto. Allora qui sicuramente usciamo da quella giurisprudenza della Corte di Giustizia a cui facevo riferimento, sicuramente usciamo da quindi anche il contesto delle tutele previste nell'ambito del lavoro dal regime di Bruxelles e dal regime di Roma, e dunque siamo in un volontariato, diciamo così, assolutamente puro e che si presta per esclusivo interesse di fare il bene ad altri. E dunque qui le tutele non ci sono.
Tutele però, non ci sono tutele di un rapporto privatistico di tipo lavoristico, tutele però che ci devono sempre essere per tutti questi tipi di attività, e su questo argomento è l'idea di chiudere, ci devono sempre essere tutele, diciamo così, pubblicistiche sovrane all'estero in caso di crisi. Cioè queste persone spesso operano in teatri complessi, dove l'incolumità del cooperante può essere messa a rischio. E allora qui entra in gioco un'altra dimensione di tutela, che prescinde da questi rapporti privatistici su cui ci siamo soffermati e che è legata all'esercizio della sovranità, e che è legata allora prima di tutto all'esercizio della protezione dello Stato nei confronti dei propri nazionali, quella che tradizionalmente si chiama la protezione diplomatica, anche se spesso nel contesto attuale non stiamo parlando di protezione diplomatica in senso stretto, ma di un intervento consolare a protezione dei propri cittadini che si trovino all'estero. Questo è un compito dello Stato. È un compito dello Stato, e sappiamo che gli Stati provvedono in modi e con politiche, con scelte di fondo diverse alla protezione dei propri cittadini all'estero, in relazione in particolare alle ipotesi che negli ultimi anni o lustri sono diventate purtroppo sempre più frequenti, di rapimenti da parte di entità non statali, di banditi, che poi però magari entrano in un giro di entità insurrezionali ma non statali. E qui entra in gioco la politica estera, entrano in gioco scelte di fondo che per il nostro paese sono quelle di un intervento il più possibile a tutela della vita, della salute del cittadino italiano che si trovi coinvolto in queste situazioni, che per altri paesi europei sono abbastanza equivalenti, ma che a volte invece per altri paesi terzi, per esempio gli Stati Uniti d'America, ma non solo, non sono altrettanto equivalenti. E dunque qui si entra in un gioco diverso. Questo gioco diverso, nella misura in cui comporti la partecipazione di servizi segreti, di fondi non trasparenti, nel senso non conoscibili all'esterno per ragioni comprensibili, ovviamente non lo affrontiamo, ma possiamo invece dirci che nel contesto della protezione in caso di emergenza, comprese le crisi internazionali, comprese le situazioni di cui stiamo parlando, magari di rapimento, o comunque di soggetto cittadino europeo vittima di crimini, ma anche solo di arresto, detenzione anche da autorità pubbliche statali, qui entra di nuovo in gioco il diritto dell'Unione Europea, nel senso di prevedere un coordinamento dell'azione degli Stati dell'Unione a tutela dei cittadini dell'Unione, anche non cittadini del singolo Stato che interviene, quando questi cittadini dell'Unione si trovino all'estero in una situazione di bisogno grave e si trovino in un contesto che è privo di protezione dello Stato nazionale. Quindi è prima di tutto responsabilità dello Stato nazionale proteggere i propri cittadini all'estero in situazioni di emergenza. Ma il contesto dell'Unione Europea fa sì che la solidarietà europea e la cittadinanza dell'Unione, questa è una previsione dell'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nell'ambito della cittadinanza dell'Unione, fa sì che ove lo Stato nazionale dell'individuo in pericolo non si trovi in una situazione di capacità, di presenza nel teatro di crisi o comunque di presenza nel luogo in cui si trova il cittadino in pericolo e di capacità di intervento, sono tenuti ad intervenire gli altri stati tramite le loro rappresentanze consolari. Questo è un meccanismo di coordinamento che prevede anche una situazione
come dire, spiacevole, quella per cui l'intervento è subordinato o può, almeno teoricamente, essere subordinato all'accettazione di alla firma di una promessa di rimborso, quindi l'intervento protettivo consolare straniero, che dia luogo a delle spese, può essere subordinato, ed è previsto così anche dalla legge italiana, peraltro, all'accettazione da parte del soggetto straniero ma cittadino dell'Unione che viene protetto dalle autorità consolari di altro Stato membro di una promessa di rimborso. Questa promessa di rimborso, per quanto riguarda lo Stato italiano, nelle situazioni di cittadino italiano che sia aiutato dalle autorità consolari o analoghe di altro Stato dell'Unione, di questa promessa di rimborso si fa carico lo Stato italiano. Tuttavia, nella legge, decreto legislativo 71 del 2011, sul funzionamento degli uffici consolari, si prevede altresì che si costituisca automaticamente in Italia a titolo esecutivo, sulla base di quella promessa di rimborso che io ho prestato alle autorità consolari straniere a favore dello Stato italiano. Quindi, se poi l'esecutivo lo ritiene opportuno, mi potranno chiedere il rimborso delle spese che l'Italia a sua volta ha rimborsato allo Stato membro dell'Unione che è intervenuto concretamente in mia difesa. Questo era l'ultimo argomento, diciamo, che mi piaceva vedere con voi, e a questo punto abbiamo poco più di 5 minuti per eventuali ulteriori domande. Sì, professore, grazie. In realtà abbiamo uno spunto, una considerazione, poi una domanda. Le riferisco tutte e due. Insomma, lo spunto si ricollega proprio a questo ultimo parte del suo intervento e alla dimensione della solidarietà europea che lei richiamava. Proprio un nostro appunto una persona che è collegata con noi ci fa presente che in effetti proprio in questa direttiva si legge anche una parte della riforma del terzo settore che noi diciamo siamo un po' tentati di considerare marginale, ma che così non è, che è il decreto legislativo 40 del 2017 sul servizio civile universale, Certo. che appunto va proprio in questa direzione, aprendo il servizio civile sia alla partecipazione di cittadini stranieri residenti in Italia o cittadini UE, sia aprendo appunto lo stesso servizio civile ad attività che vengano richieste dall'Unione Europea. Quindi ecco, c'era una puntualizzazione, un Sì, sì, richiamo. no, ma è assolutamente benvenuta, cioè effettivamente in quest'ambito il movimento è quello di una convergenza delle iniziative nazionali con quelle europee. E questo, ecco, questo decreto legislativo che anch'io citavo prima è uno strumento importante in questa materia. Questa puntualizzazione mi consente di precisare una cosa. È fondamentale che ci sia scritto in quel decreto, per esempio, che anche i cittadini di altri Stati membri possono, così come anche i cittadini di Stati terzi, pur non, se non ricordo male, non potendo beneficiare di un prolungamento del permesso di soggiorno per il fatto solo che facciano il servizio civile. Quindi, diciamo una situazione relativamente deteriore, ma è un bel segno l'apertura anche a cittadini di stati terzi. È importante che lo si dica per tutti, ma certo per i cittadini dell'Unione ci fosse scritto anche dell'altro, quello è il principio. Quindi, per le ragioni che ci dicevamo prima, sono attività remunerate, sono attività che finiscono nel contesto della nozione unitaria di lavoro. Non si può escludere cittadini dell'Unione, così come non si possono escludere i cittadini italiani in altri stati. Se andiamo a guardare per esempio le leggi francesi sulla cooperazione internazionale, lo si dice anche lì chiaramente cittadini francesi e cittadini di altri stati dell'Unione. Dunque
sappiamolo, esiste questo, non dico mercato, ma insomma questa opportunità di rispondere a delle sollecitazioni di volontariato non solo in Italia e non solo attraverso gli strumenti importanti come quello del servizio civile universale, ma volendo anche in altri stati membri. E quindi ecco, c'è una possibilità, tra virgolette, di mobilità del volontario consapevole attraverso l'Europa e da lì in teatri d'azione diversi. Bene, grazie. Invece una domanda riguarda il salario minimo. Viene chiesto appunto se il salario minimo previsto in alcuni stati sia una norma di applicazione necessaria e se dunque un cooperante potrebbe instaurare una causa in uno stato membro diverso da quello della legge applicabile che preveda appunto il salario minimo. Beh, allora, lì ecco, non parlerei in senso stretto di norme di applicazione necessaria, però siamo nel contesto, come cercavo di dire prima, di una qualificazione lavoristica in senso ampio di questi rapporti ai fini della definizione del contenuto normativo del rapporto nella dimensione internazionale privatistica. E allora sì, se è data la condizione dello svolgimento in quello stato delle funzioni abituali di volontariato, le garanzie di salario minimo eventualmente più elevate applicabili a quel tipo di rapporto, ecco attenzione, non è detto una garanzia di salario minimo generale se c'è una normativa specifica in quello stato che regola il volontariato e che determina una quantità di remunerazione diversa, allora lì è quella normativa che io potrò eventualmente invocare. Però sì, la posso invocare se in quello stato si svolge abitualmente la mia attività di volontariato, sapendo che nel nostro contesto possiamo appiccicarci l'etichetta di lavoro volontariato, allora sì, posso invocare quella norma straniera su un eventuale salario o remunerazione più elevata, minima più elevata di quella prevista nel mio contratto. Bene, grazie mille professore. Non ci sono altre domande, quindi la ringraziamo per questo davvero interessantissimo intervento di oggi che, come dicevamo all'inizio, ci ha consentito un po' di aprire il nostro sguardo rispetto ai temi nazionali di cui ci occupiamo abitualmente. Per cui grazie e Sono speriamo di io che aver... vi ringrazio per questa opportunità di confronto e resto a disposizione. Benissimo, grazie. Per tutte le persone collegate, ricordo che il prossimo appuntamento sarà il prossimo venerdì e ci occuperemo di un altro tema, diciamo, di grande attualità, che è il rapporto tra pubblico e privato nella gestione del sociale. Avremo con noi il professor Francesco Volpe dell'Università degli Studi di Padova, il dottor Paolo Fortuna, direttore dei servizi sociosanitari dell'azienda ospedaliera ASL 6 Euganea, e relatore principale sarà l'avvocato dello Stato Simone Cardini. Approfitto dell'occasione per annunciarvi che sono stati pubblicati sul sito internet dell'iniziativa i prossimi appuntamenti del mese di novembre, quindi a partire dal 6 novembre in poi. Vi invito a andare a vedere questi appuntamenti e da martedì sarà possibile iscriversi, saranno aperte le iscrizioni, che sono come sempre gratuite e in ogni caso avremo modo di ricordarvi la cosa attraverso la newsletter. Vi ringrazio di essere stato con noi e al prossimo venerdì. Grazie mille, grazie di nuovo professore. Grazie, arrivederci. Arrivederci.